La lunga crisi che ha colpito l'edilizia in Sardegna è costata la perdita di un addetto su 4 alle cooperative sarde, che hanno visto un vero e proprio crollo dell'occupazione con un meno 24,8% negli ultimi 8 anni, e quanto emerge da un'analisi dell'Unione Europea delle cooperative WECOP Sardegna, che ha elaborato uno studio su dati Union Camere. L'ultimo report Istat sull'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per fini di investimento, rileva un aumento dello 0,8%, determinato soprattutto dal valore delle nuove costruzioni, ma frenato dal calo delle quotazioni di quelle esistenti. Le compravendite nel secondo trimestre del 2018 invece tornano a crescere con un più 5,6% dopo la flessione del 2017, questo secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate. Il patrimonio immobiliare italiano, spiega WECOP Sardegna, è caratterizzato da un alto grado di obsolescenza che impone un grande piano nazionale di ristrutturazione anche a livello antisismico, in grado di rilanciare al tempo stesso un settore delle costruzioni in cui la ripresa è ancora troppo lenta. Nonostante quasi 90 miliardi di euro investiti dalle famiglie nel mattone nel solo 2017, spiega WECOP, il settore edilizio non è ancora tornato ai livelli precedenti alla crisi del 2008 e dalla quale non si è ancora risollevato, visto che solo nelle cooperative di costruzione sono stati persi oltre 18.000 addetti. Una situazione occupazionale, conclude la WECOP Sardegna, a fronte della quale è urgente intervenire a sostegno del settore con misure che favoriscano il recupero strutturale ed energetico degli edifici esistenti, oltre alla realizzazione di nuove costruzioni di qualità, comprese quelle di edilizia pubblica.